È giallo sul ritrovamento a Codroipo del corpo carbonizzato di un uomo non ancora identificato, dall'apparente età di 35-40 anni, di pelle chiara. A fare la scoperta un operaio del consorzio di bonifica della pianura friulana che ha dato l'allarme. Stamattina venivo qua al lavoro e sono passato alle 6, non ho visto niente. Alle 10, che ero un po' più tranquillo, purtroppo ho trovato una persona a esame sulla canaletta lì. Prima pensavo una bambola così, invece poi c'era, come si chiama, una persona bruciata, carbonizzata. Il cadavere era inarcato, con la schiena appoggiata sulla sponda di 2 canalette in cemento, la testa completamente bruciata, penzolante da un lato, con il torace e le gambe dall'altro. La strada sterrata privata dove è stato trovato conduce da via Biauzzo all'impianto di irrigazione del consorzio. Vicino al corpo sono state trovate una bottiglia di acido muriatico, una piccola tanica di benzina e un accendino. Nessun mezzo è stato trovato nelle vicinanze. Se l'uomo si è spostato da solo, lo ha fatto camminando. Non risultano al momento segnalazioni di persone scomparse. I documenti sono stati distrutti dalle fiamme come parte dell'abbigliamento che l'uomo indossava. Le strade sono 2 sulle quali si concentreranno gli inquirenti, quella dell'omicidio o quella del gesto volontario. Sul posto sono giunti in prima battuta i vigili del fuoco che dopo poco hanno abbandonato la scena, poi i carabinieri di Codroipo insieme ai colleghi della compagnia di Udine e del nucleo investigativo e del reparto scientifico. Sopralluogo anche da parte del pubblico ministero Andrea Gondolo che coordina le indagini. A quanto si apprende la morte risalirebbe ad almeno 24 ore prima del ritrovamento. Lo ha stabilito il medico legale Carlo Moreschi che ha effettuato un primo esame esterno del cadavere in attesa dell'autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni. Sul corpo non sarebbero emersi segni di violenza. La datazione della morte apre ad alcuni interrogativi. Per esempio, se in quella strada gli operai del consorzio passano più volte al giorno, gli investigatori dovranno capire perché la scoperta sia stata fatta solo questa mattina. Lei è passato già ieri sera qui? Ieri sera sono passato verso le 9:30 che dovevo chiudere l'impianto per farlo ripartire domani mattina alle 6. È un'operazione che fate ogni giorno? Ogni giorno di solito facciamo queste operazioni e quindi veniamo su giù, passo anche 10 volte durante il giorno. Non aveva notato nulla ovviamente? No, non ho notato nulla, soltanto dopo alle 10, quando ero un po' più tranquillo, che avevo sistemato le cose tutta la mattinata, ho visto questa chiazza nera lì sulla canaletta. Ho l'impressione che potesse essere qualsiasi cosa sia successa da poco o da parecchio tempo. Sentivo odore di incendio, di bruciato, che può far immaginare di un qualcosa da poco accaduta oppure da ore. No, odore non si sentiva niente. Ho visto solo questa chiazza nera, però poi dopo non ho visto il corpo e purtroppo lì ho capito che purtroppo era una persona. Un elemento in più per non abbandonare la pista dell'omicidio, che al momento viene valutata nella stessa misura di quella del gesto volontario.